ci credevo anche prima. E sapevo insomma a che gruppo arrivavo, con chi avevo a che fare, quindi per me è stato facile integrarmi subito e andare in sintonia con questi ragazzi, che poi sono stati bravi anche loro a compattarsi ancora più se ce ne fosse stato bisogno. Però dal momento in cui sono stato richiamato non ero convinto insomma che saremmo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Ma forse in maniera, incredibilmente sono stato più apprezzato dopo l'esonero. Conveniva. Perché il mio lavoro forse è stato apprezzato dopo, però l'importante era raggiungere l'obiettivo e portare questa salvezza in porto, perché era troppo importante insomma per tutti, per l'ambiente, per la società, per i tifosi soprattutto, che ci sono stati vicini in questi momenti. E quindi sono contento e me la godo adesso sinceramente. Ma sai, sono quelle giornate dove quando poi manca poco c'è quel pizzico di tensione, però la squadra già prima che iniziava la partita era convinta che avesse fatto il risultato. Siamo partiti anche bene sinceramente, potevamo far gol subito in 2 o 3 occasioni, quindi non mi è passato banalmente in testa una situazione diversa di come è finita, ecco. No, penso stasera andremo a cena con la squadra, quindi ci sarà modo da festeggiare e poi le soddisfazioni me le tengo per me, ecco. Sì, dai, è un finale bellissimo, un'annata davvero difficile per me. Ora ci sarà il tempo per riposare e sperare di rientrare al massimo. Ringrazio i miei compagni perché ho stretto i denti, a volte non ho potuto essere in campo, hanno rispettato la verità, il mio infortunio, mi hanno sempre aiutato, quindi questa salvezza è una salvezza di gruppo, soprattutto di chi ha giocato meno, perché veramente il livello degli allenamenti è sempre stato alto, anche grazie a chi magari non è andato in prima linea, ecco, però ha sempre dato un suo grande contributo. E questa è una salvezza bellissima per Sassari e per tutti noi. Ma sì, onestamente stavo pensando solo alla salvezza. È normale che poi quando loro hanno fatto il gol ci siamo un po' spaventati e quindi io per primo ho cercato di mettermi dietro la linea della palla e non doveva passare nessun pallone, ecco, quindi con Scappo stavamo facendo un gran lavoro, prima abbiamo fatto con Diacchi. L'importante era salvarci perché non dimentichiamoci che questa squadra è stata costruita all'ultimo, durante l'anno ci sono stati tanti infortuni, secondo me il valore di questa squadra era molto più alto, però poi è uscita fuori perché in queste ultime 5 partite abbiamo fatto perdere il 4º posto a Ancona, Carrarese, Gubbio, e abbiamo giocato con la Fermana, abbiamo giocato col Fiorenzuola che era in piena corsa a playoff, quindi nessuno ci ha messo sotto. Io da spettatore, come gli diceva a loro, ero uno spettatore fino a pochi mesi fa, ho visto sempre una squadra che non è stata messa sotto e niente, costruiamo, adesso c'è tempo per programmare il futuro, ma questa Torres può veramente dire la sua in questa categoria. Sì, hai detto bene tu, quest'anno abbiamo dato la possibilità alla società di programmare la stagione in modo sereno, ecco, sempre all'ultimo, sempre qualche problema. Noi rossoblù siamo nati per soffrire, ecco. Ma va bene così. Secondo me ora veramente c'è la luce e quindi ringraziamo la proprietà che non ci ha fatto mancare niente, lo staff. Io ringrazio Ugo D'Alessandro, tutto lo staff, Chiarelli, Stefano Piras, Mister Greco, anche chi c'è stato prima. Tutti hanno dato il loro contributo, quindi questa vittoria è veramente una vittoria nostra, perché nella Torres c'è tanta gente che magari non si vede, ma c'è, e noi l'abbiamo sentito sempre. Ma io continuo a pensare che quando tu giochi per la tua città, quando tu sei sassarese, penso che è il sogno di tutti, e quindi sono contento per Verte perché se lo meritava, perché anche lui ha sempre alzato il livello degli allenamenti. Noi sassaresi sicuramente siamo stati bravi a far capire cos'è Sassari, e poi niente, io da sassarese, per me, ripeto, è sempre un onore giocare per la Torres, esserne il capitano, e quindi spero che si potrà continuare il più lungo possibile, ecco.
Ma sì, diciamo che il gol lo stavo cercando, alla fine oggi mi stavo contando un po' il minutaggio, forse oggi sono arrivato a 4 partite, forse giocate, però una cosa è certa, dal prossimo anno devo ripartire alla grande e sicuramente vorrò fare una stagione importante al profilo personale, però io veramente ho dato tutto, in questo momento dovevo fare un po' il gregario, magari qualche giocata in più che sapevo non l'ho fatta, però va bene così e sono contento di quello che ho fatto. Ecco. Sì, siamo contentissimi. Ci è voluto un po' quest'anno per arrivare a questo momento. Anche noi abbiamo le nostre colpe, però alla fine oggi deve essere una giornata di festa perché si è mantenuta la categoria ed era la cosa più importante per tutti, per la società, noi giocatori, staff, la città intera, i tifosi. Oggi al Vanissana c'era di nuovo una grande cornice di pubblico che ci ha accompagnato tutto l'anno, quindi io sono contentissimo da sassarese perché la città si merita la categoria e guardare con fiducia al futuro. Sì, io sono contentissimo. Il mio ruolo qua è sempre stato ben preciso. Sapevo che Alessio partiva come portiere titolare e io dovevo dare una mano insieme a Carboni. Abbiamo creato un ottimo gruppo lavoro dei portieri grazie al nostro preparatore Salvatore Pinna. Niente, la soddisfazione più grande per me, a parte la categoria, vestire questa maglia che non sto a spiegarvi lì per un sassarese cosa voglia dire, la soddisfazione più grande è quella proprio, essere stato pronto nei momenti che serviva. Sicuramente non sarò un top player della categoria, però sono contento che ho dato il mio contributo e che mi sono fatto trovare pronto, ecco. Ma guarda, la verità, poi in queste partite entri in campo che vuoi solo vincere, poi arrivano notizie, quindi sono emozioni che si accavallano una sull'altra. A un certo punto ci è arrivata anche la notizia che il Cesena era passato in vantaggio, quindi ti dico la verità, dopo l'annata che abbiamo passato va bene così. Ci avrebbe fatto piacere e penso che sarebbe stato anche meritato finire sopra le altre, come hai detto tu, però ci accontentiamo della salvezza. Ma il futuro, la verità, passo la palla alla società. No, io la verità sto bene, ho 39 anni, devo solo dire grazie perché vivere un'esperienza così a 39 anni in Lega Pro, non so quante squadre dei 3 gironi avrebbero scommesso su un portiere 39enne, quindi per me è stato un sogno quest'anno. La categoria è bellissima e non c'ho voglia di smettere, quindi spero, è un messaggio, no, spero ovviamente poi loro adesso faranno tutte le loro valutazioni, io faccio parte del gruppo, quindi sono a disposizione, qualsiasi sia la scelta poi della società la prenderò con grande serenità. Se avete tempo, una settimana, per me non c'è problema. Sicuramente è stata complicata perché fino al 4 di agosto non avevamo la certezza di fare questo campionato, allo stesso tempo non potevamo lasciar fuggire i giocatori che avevano contribuito a vincere la finale playoff. È stato un lavoro complicato, ecco. Poi ovviamente il mercato chiudeva il 1° di settembre, i mezzi a disposizione erano quelli che erano, quindi si è cercato di fare il massimo con i mezzi a disposizione. Ovviamente sono tutti errori che si fanno in buona fede e ovviamente l'esperienza ci insegna a non ricommettere gli stessi errori. Poi gli acquisti si possono sempre sbagliare. Noi siamo andati a prendere dei giocatori, ripeto, in base alle nostre possibilità e quindi magari qualcuno arrivava da stagioni fortunate e quindi faceva il caso nostro perché si poteva rilanciare, era nelle nostre capacità e niente, abbiamo cercato di assemblare giocatori ben 15 debuttanti in Lega Pro perché non è neanche una cosa scontata. Cioè, quando le risorse non sono illimitate è necessario dare spazio alle idee, alle intuizioni, però poi bisogna anche avere la pazienza di aspettare magari alcuni giocatori appunto esordienti.
Molto spesso abbiamo giocato con tanti reduci dalla passata stagione, quindi sono soddisfatto di questo obiettivo. Bisogna vedere se ripartirà prima di tutto da Andrea Colombino, poi vediamo tutto il resto, no? Cioè, nel senso, io non posso sapere quali saranno i programmi oggi, godiamoci questa salvezza e poi sicuramente avremo modo di parlare tutti quanti. Sicuramente si riparte da un anno di esperienza in una categoria che è stato formativo per tutti, me compreso, e credo anche che si possa partire da basi diverse, però insomma chi vivrà vedrà. Ma penso che anche il valore dei punti, anche pochi, nel girone d'andata, in situazioni molto delicate, dove noi non abbiamo mai fatto uscire quello che attraversava in quel momento la squadra. Abbiamo tenuto botta, abbiamo cercato di raccogliere il più possibile nel momento di difficoltà e poi il lavoro esce fuori, con l'aiuto, la pazienza della società, l'aiuto di un gruppo importante, la competenza di una società, la famiglia, il gruppo che ho trovato e l'accoglienza della città che è stata comunque sempre al nostro fianco. E quindi i nostri tifosi sono stati sempre a fianco, ci hanno semplicemente contestato nel modo giusto una sola volta, cercando di dire di lottare alla fine, ma questa squadra ha sempre lottato, quindi penso che poi alla fine i punti si sommano tra andata e ritorno. È normale che 26 punti girone di ritorno è un campionato importante, un campionato da girone di ritorno da squadra da playoff, e quindi questo mi rende orgoglioso perché è uscito fuori tutto il lavoro e ha valorizzato gli elementi di punta di questa squadra, sono tanti, come Daniele Ragazzo, che è uno spettacolo vederlo giocare. Credo che anche oggi l'avete apprezzato voi, lo apprezza tutta Italia. Allora, il discorso è questo: per quanto riguarda me, siamo rimasti con la società che ci vediamo, ci siamo dato un termine nel fine campionato, un termine di 10 giorni, perché è giusto ragionare a mente fredda. È normale che mi sento da dover dare tanto ancora sia a questo ambiente che a un altro ambiente, quindi la scelta andrà fatta nel modo giusto. Sono riconoscente verso questo ambiente a livello umano e lavorativo, quindi qualora dovessi iniziare non ho dato ancora tutto, cioè, ho tanto da dare. Uguale, se la scelta è diversa, gli stimoli sono sempre alti, quindi quello che ho voluto dire, per me
si inizia ed è sempre un nuovo inizio, deve essere sempre con delle basi importanti. Per quello che dice, è normale che più che chiedere sapere che abbiamo delle basi importanti. Un girone di ritorno, una squadra che ha giocato a livelli da playoff, vuol dire che ecco, la base c'è per ripartire, e poi si devono fare le cose giuste. Ma questo parte dalla società, sono 7 anni, questo è l'8º, fa le cose giuste da anni ormai, quindi sono molto bravi nel fare le cose fatte bene e per bene. Per quanto riguarda gli ex, Minala ha avuto una parentesi, poi è andato via, quindi quando uno non c'è un'ambientazione è giusto che nel modo più giusto si cambia aria, e quindi è stata con schiettezza a ragazzo chiesto che era giusto che cambiava area, uguale lui è stato molto tranquillo, perché penso che restare fuori dal coro in ambientamento non gioca a nulla. Quindi gli altri ragazzi fantastici, giovani interessanti. Nanni, peccato che non l'abbiamo avuto per gran parte della stagione, quando è entrato Nanni è svoltato. Zanchetta, Babbi ha avuto meno spazio, per un giovane anche interessante. Zanchetta ha delle qualità importanti, anche lui ha delle qualità molto molto importanti, e nell'ultima parte è stato nella parte nevralgica per me, un cervello enorme, è cresciuto tanto sotto il profilo della personalità. Anche oggi gli ho detto determinate cose a fine gara, non l'ho mollato anche oggi, perché per me la qualità deve sempre stare al centro dell'attenzione. Lui è un ragazzo che ha tanta qualità. Io sono complimenti. Ma grazie. Per cui avete fatto una rincorsa notevole, quindi e li condivido con un gruppo di lavoro interessante, un gruppo di lavoro, una società, una città fantastica, dei ragazzi e uno staff di giovani che hanno lavorato, mi hanno supportato, sono stati dietro di me, ma hanno lavorato quanto me, forse pure più di me, quindi devo ringraziare tutti i componenti. Questa società è strutturata benissimo, a parte il nostro team manager che è qua, che per non parlare male degli assenti. Io non sopporto. Lui è il mio sfogo, quindi mi ha dato una grossa mano, perché sa fare bene il suo lavoro, ma tanti in questa città, quindi sono stato benissimo in questa famiglia. Adesso devo andare a godere un po' i miei bambini e mia moglie, perché ne hanno bisogno. No, sinceramente volevamo fare comunque una bella prestazione per portare avanti quello che abbiamo fatto durante il campionato, soprattutto il girone di ritorno. E secondo me nessuno mentalmente ha mollato, perché comunque il mister ci ha tenuto la tensione alta, però purtroppo non è arrivato il risultato e non siamo riusciti ad arrivare. A livello personale, per essere il primo anno tra i professionisti, a inizio anno sinceramente non mi aspettavo di fare così tante presenze. Poi comunque il mister mi ha dato tanta fiducia e diciamo mi sono abituato a stare a questo livello, che è comunque diverso dalla Serie D. E sul fatto della nazionale, certo, per noi soprattutto che siamo ragazzi giovani, ci aiuta tantissimo a livello di esperienza, anche ci dà tanto poter confrontarci contro la fine dei campioni che sono delle categorie sopra di noi.
è stata una partita dove se poi arrivava il pareggio non aveva rubato niente né il COS né il Cassino. È stata una partita decisa dagli episodi, ma queste partite quando sono tirate così vengono sempre decise dagli episodi, per cui questa volta per fortuna l'episodio è venuto a nostro favore, quindi siamo riusciti a portare a casa l'intera posta, che per noi è veramente una boccata d'ossigeno visto la precarietà della nostra classifica. D'altro canto anche loro si giocavano tantissimo, perché insomma siamo in piena corsa per i playoff. Sapevamo tutta la settimana che qua sarebbe stata una battaglia, siamo stati bravi, come ha detto lei, a tenere l'ordine nel secondo tempo e essere cinici nell'occasione che ci è capitata. Ad onor del vero ci è capitata anche un po' prima l'occasione per poterci portare in vantaggio, molto più nitida rispetto a quella che abbiamo poi concretizzato, però il calcio è fatto così, insomma. No. Quanto vale ai fini della classifica questa vittoria? Adesso, se non sbaglio, avete 3 punti di vantaggio sulla sest'ultima, a 180 minuti dalla chiusura del campionato. Noi abbiamo una gran partita, una partita a mio avviso importantissima, che è quella di domenica prossima in casa col Tivoli, che pensavamo oggi ci potesse dare una mano vincendo e dandosi una mano anche lei, insomma tirandosi fuori dalla lotta. Noi pensiamo di giocare con le nostre forze, perché anche se oggi avessimo i risultati che ne stanno scaturendo adesso in questo momento, noi pensavamo che il Tivoli potesse far suo l'incontro di oggi, invece il calcio è così, insomma, non puoi mai dare per certo niente, quindi dobbiamo essere concentrati. Come abbiamo preparato questa partita consapevoli del fatto che venivamo qua a giocarcela, perché anche quando abbiamo perso in casa nel trittico di partite importanti che si sono susseguite una dietro l'altra, abbiamo sempre comunque dato filo da torcere sia al Sorrento in casa loro, sia alla Paganese che era venuta poi da noi, e la Lupa che era la terza squadra che compravamo una in fila all'altra, le prime 3-4 del campionato, per cui la prestazione non è mai mancata. Siamo venuti veramente fiduciosi del fatto che eravamo in un momento di forma importante e credendo nei nostri mezzi abbiamo costruito così la vittoria oggi.
Sì, diciamo che non abbiamo voluto fare l'errore dell'Angri contro l'Angri, perché sul 3-0 abbiamo rischiato anche di pareggiare la partita. Quindi ce lo siamo detti negli spogliatoi da stare attenti, continuare a giocare soprattutto e non chiuderci dietro, perché non c'era nulla da difendere. Abbiamo continuato a giocare, stare alti, magari non sono arrivate tantissime occasioni, però abbiamo gestito in tranquillità, senza credo subire nulla poi dalla Palmese. Ecco. Quello che ci mancava da tanto, invece siamo riusciti a fare 4 vittorie consecutive, ripeto, era tanto che non avevamo questo filotto continuo, siamo lì, cercheremo di andare a Nola e l'ultima con l'Ilva sempre alla ricerca della vittoria, per poi andarsi a giocare i playoff, come ho detto prima, cercando anche di vincerli a questo punto, perché abbiamo giocato con tutte e diciamo, non abbiamo mai sofferto le altre squadre, quindi andremo ovunque ci sarà di andare e lotteremo fino alla fine, insomma, ecco. Sì, sì, ma Sartore lo conosciamo, per noi è stato quasi sempre fondamentale. Purtroppo ci è mancato quando è stato infortunato, però piano piano è riuscito a ritornare in forma e ci dà una grossa mano. Di Corrado è un giovane che si sta mettendo in luce e sta facendo bene domenica dopo domenica, quindi siamo contentissimi sia di lui che di Marcos, che lo conosciamo. Diciamo di sì, perché eravamo partiti con ben altri obiettivi, però purtroppo sono stati gli infortuni che ci hanno, diciamo, penalizzato. Non vogliamo stare qui a piangere sul latte versato, però in un momento particolare del campionato ci sono mancati diversi giocatori, quindi abbiamo fatto fatica, ecco. No, volevamo questo, io penso che è stata una partita di altissima intensità, c'era un caldo pazzesco, siamo stati veramente bravi a ripartire nel momento giusto, a colpire nel momento giusto, sapevamo che la partita non era facile, siamo stati molto bravi a entrare con la testa giusta, no? Sì, quando abbiamo fatto il 3-0 abbiamo finito il primo tempo e subito ha tolto quello il messaggio. Non ricadere di nuovo su quella partita, no? Che stiamo vincendo 3-0 e poi si è complicato la partita, siamo stati molti bravi, abbiamo imparato da quella partita e io penso che oggi si è visto. Sicuramente noi appuntiamo a vincere tutte e due, dobbiamo andare a Napoli adesso, lavorare tutta la settimana per riuscire a vincere là e poi si pensa all'ultima partita del campionato. Sicuramente vorremmo i 6 punti, non sarà facile, ma noi appuntiamo sempre a vincere ogni partita. No, era troppo importante ritrovare a ogni giocatore, mi sa che è stata una stagione un po' di alti e bassi, abbiamo cominciato la stagione molto bene, poi abbiamo avuto tanti infortuni che non riuscivamo a rientrare e adesso siamo tutti a disposizione, no? E oggi si è visto, perché che entra dalla panchina dà il suo contributo, e che dentro dà il suo contributo, penso che si sta vedendo un bel Arsachena.